Buongiorno a tutti ragazzi, come potete vedere domani sarà un'altra giornata di bel tempo, anche se le temperature diciamo sono crollate un po' dappertutto grazie a questa pioggia in questi giorni, però domani dovrebbe essere ancora una bella giornata, solo in effetti guardate un po' sul Napoli, Salerno e Reggio Calabria dove ci sta quella macchia azzurra e verde, solo lì diciamo potrebbe, anzi non potrebbe, lì pioverà sicuramente, quindi diciamo su Napoli, Salerno, ma in effetti diciamo più sulla Calabria in effetti potrà piovere, quindi qualche temporale sparso un po' qua e là dove stanno queste macchie azzurrine, un po' sulla punta della Sicilia, un po' sotto Firenze, però in generale un po' su Bari, quindi in effetti sarà tranquillo dappertutto, quindi domani un'altra giornata come oggi, soleggiata, un po' di vento, diciamo una giornata abbastanza fresca, quindi non credo che ho visto fino alla sera e così come guardate ora questa proiezione è delle ore 12, quindi di mezzogiorno, però io ho visto sia alle 9 a mezzogiorno che alle 8 e rimane uguale così. In effetti poi la nuvola giù in Campania diciamo andrà pure via, quindi rimarrà l'Italia bella pulita pulita, quindi non credo che l'uragano Lorenzo possa ancora influenzare diciamo l'Italia per la giornata di domani, perché sennò già sarebbe stato molto evidente. Quindi domani sarà una giornata fresca, quindi non molto diciamo calda, quindi una tipica giornata tipico autunnale diciamo, quindi sui 22-23 gradi più o meno questo saranno in effetti, quindi domani non pioverà, poco ma sicuro, a parte su Napoli e Reggio Calabria, quindi colpirà diciamo un po' il sud Italia, quindi poi nella serata questa nuvola verde e blu andrà pure via, quindi rimarrà tutta bella pulita diciamo l'Italia. Quindi questa diciamo è la proiezione per domani dell'Italia, quindi come potete vedere il maltempo sta sopra l'Italia, però andrà sulla Croazia, quindi non scenderà sull'Italia perlomeno nella giornata di domani. Quindi vi auguro una buona giornata, auguri ragazzi a tutti coloro che si chiamano Francesco, quindi a Francesco Nastri che ci segue, un augurio a tutti quelli che si chiamano, portano il nome di Francesco, quindi un augurio dal canale di Giuseppe Melchiorre a tutti i Franceschi, sia che mi seguono sia che non mi seguono, comunque un augurio a tutti ragazzi, a coloro che portano il nome di San Francesco in effetti, quindi che oggi festeggiano San Francesco. Oggi è 4 ottobre, quindi è San Francesco ragazzi, quindi un augurio a tutti voi. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi per altre notizie.